non ce la facciamo più e ci sentiamo abbandonati anche dalle istituzioni, sinceramente, perché penso di aver mosso il mondo ma non aver ottenuto nulla, nulla. Non ci sta aiutando nessuno. Da quasi un anno Yolanda Zerella lotta disperatamente assieme al figlio Filippo per poter rivedere il nipotino di 4 anni portato dalla madre in Polonia senza il consenso del padre. Un papà talmente provato da non riuscire nemmeno a raccontare la vicenda che l'ha coinvolto, affidando alla madre e all'avvocato di famiglia il disperato appello per poter riabbracciare finalmente il suo piccolo. La storia di questa famiglia è quella di un'unione tra due giovani, lui di Mogliano, lei polacca, che si sono amati, hanno avuto un bimbo, poi come purtroppo accade l'unione è naufragata. Dopo la separazione il Tribunale di Venezia ha affidato congiuntamente il bimbo ai genitori 3 giorni a testa alla settimana, ma il 20 aprile dell'anno scorso la mamma è scappata in Polonia portando con sé il figlioletto. Da allora è iniziata una lunga vicenda legale sulla quale si è espresso anche un giudice polacco. Ha obbligato la mamma del bambino, del minore, a far vedere, cioè a far rispettare la sentenza del Tribunale italiano che affida congiuntamente per 3 giorni alla settimana il minore a ciascun genitore, solo che la mamma ormai è da aprile dell'anno scorso scappata in Polonia con il bambino. E così il papà, per incontrare il suo bimbo, deve andare in Polonia, dove l'ex compagna gli consente di vederlo per massimo un'ora, chiusi in una stanza, sorvegliati dal compagno della madre di lei. Del resto di suo figlio papà Filippo non sa nulla, dove viva, cosa faccia, se va all'asilo, uno strazio anche per la nonna che non ha più potuto riabbracciare il nipotino, ma non si arrende e continua a preparare per lui vestitini e giocattoli. L'ultima udienza che siamo andati lunedì in Polonia, martedì 26 febbraio c'era l'udienza, gli ho mandato dei giocattoli, ma la madre non c'era. Gliel'ho dati all'avvocato di lei. Non importa se li avrà ricevuti dalla nonna, l'importante è che li abbia. Scusatemi, ma è terribile questa cosa. Io ho 3 figli, ho dei nipoti, ma questo piccolino mi ha stravolto la vita. Non avrei mai pensato che mi succedesse una cosa del genere, sinceramente. Non auguro a nessuno. È per questo che chiedo, ci sono queste unioni tra stranieri, fate delle leggi che tutelino i bambini, perché i bambini hanno diritto di avere entrambi i genitori.